Nell'inferno di Strasburgo anche gli europarlamentari veneti, terrore per il vittoriese Scottà che si stava per incontrare con 40 giovani leghisti dal Veneto proprio nel luogo della strage. E dopo l'attentato di ieri anche in Italia misure di sicurezza potenziate, a Treviso, comitato in prefettura, aumentata la sorveglianza all'aeroporto, massima tensione durante le feste. Blitz di carabinieri, polizia e guardia di finanza ai cantieri della Pedemontana di Spresiano, atto dovuto, dice il prefetto, nel rispetto del protocollo anticorruzione siglato ad agosto. Ed un altro gruppetto di 5 minorenni nei guai a Silea sono stati denunciati per i 2 incendi dolosi all'ex Chiari e Forti di fine ottobre. Recuperato poco prima di mezzogiorno nel Piave Nervese un corpo in avanzato stato di decomposizione, si tratterebbe dell'imprenditore scomparso da Farra a fine novembre. Domenica il referendum per la fusione dei comuni, a Paderno del Grappa e Crespano i 2 sindaci sono certi che significherà potenziare i servizi ai cittadini. A Conegliano il primo gattile stabile della Marca, nei murales all'esterno i disegni di Linda Sant, portata via dalla leucemia a soli 15 anni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano l'attentato di Strasburgo, perché ci sono anche 40 giovani veneti nell'inferno del mercatino di Natale. Sono scampati per un soffio alla strage proprio per pochi istanti. Il racconto nel nostro primo servizio dell'eurodeputato della Lega Giancarlo Scottà, che li aveva invitati per una visita al Parlamento europeo e si stava per incontrare con loro proprio nel ristorante davanti al quale è avvenuta la sparatoria. Sentiamo. Ieri sera stavamo raggiungendo un posto dove avevamo l'appuntamento con 40 ragazzi che ho invitato su veneti per visitare il Parlamento e per vedere la realtà che c'è qua. Tutti ragazzi giovani, stiamo per uscire da un locale che avevamo bevuto un caffè e mi vedo uno passare di corsa pazzescamente veloce. Subito la gente che c'era attorno ha cominciato a correre, a nascondersi, perché stava arrivando la camionetta della polizia a sirene spiegate. 50 metri più avanti questa camionetta si è fermata, sono scesi e hanno cominciato a sparare. Tra coloro che a Strasburgo hanno visto l'orrore davanti ai propri occhi anche l'europarlamentare vittoriese Giancarlo Scottà, sfiorato dalle pallottole, ha trovato rifugio in un cinema, ma i suoi timori erano per il gruppo di 40 ragazzi veneti del movimento Giovani Padani con i quali si stava per incontrare in un ristorante proprio dove il terrorista ha colpito. Abbiamo telefonato a loro e per fortuna loro erano ancora tutti quanti in albergo. Allora gli abbiamo detto: non muovetevi più da là, rimanete là per tutta la sera. Sotto shock per l'accaduto il gruppo veneto, che presto farà ritorno in Italia. Nulla sarà come prima, dicono gli europarlamentari veneti. A poche decine di metri dal luogo dell'attentato si trovava anche l'ex 5 Stelle David Borrelli. Sentiamo anche la sua testimonianza e quella dell'ex assessore regionale Remo Sernagiotto. Bastava partire un minuto prima e saremmo stati esattamente dove hanno sparato, insomma, quindi 50 metri sono una distanza irrisoria. Racconta così l'europarlamentare trevigiano David Borrelli, ex Movimento 5 Stelle, ora indipendente, i momenti concitati in un centro di Strasburgo che ieri sera è passato in pochi istanti dalle luci del Natale a quelle delle sirene dei mezzi di soccorso. Eravamo a circa 50 metri da dove è avvenuta la sparatoria. A un certo punto abbiamo visto un uomo della sicurezza con un gilet giallo fermarci, dirci di bloccarci all'istante. Dopo pochi secondi un poliziotto con la pistola in mano ha cominciato a urlare di andare verso un vicoletto, ci ha deviato in un vicoletto. È successo tutto in un minuto. Chi era per strada ha trovato rifugio in locali e negozi. Borrelli e il suo staff in un grande magazzino, prima nel seminterrato, al buio, quindi al piano di sopra. C'è stata sicuramente paura, non capivamo cosa stava succedendo, avevamo capito che c'era qualcosa di grave, avevamo capito che c'era sicuramente una situazione di pericolo. Il pensiero va sicuramente a queste persone che si sono trovate purtroppo nel momento sbagliato, nel luogo sbagliato, e chi come noi era
era lì, ma non lì come loro. Questa sensazione la vive ancora più forte. Il montebellunese Remo Sernagiotto, eurodeputato di Conservatori Riformisti, ha vissuto l'episodio a breve distanza. Abbiamo vissuto in diretta, però a 1 chilometro dal luogo degli spari, tutto questo. Adesso c'è ancora questa situazione difficile, a prescindere che noi continuiamo i lavori, perché è chiaro che non possono fermarci nella nostra istituzione, che è la più importante istituzione europea, e soprattutto il Parlamento è il luogo della democrazia. Però io credo che ci sia un tempo che è troppo lungo, questo tempo di attentati. Adesso era un periodo che non succedeva niente, però come abbiamo visto ieri sera, da un momento all'altro può capitare di tutto. E dopo il tragico attentato terroristico di Strasburgo sono state innalzate le misure di sicurezza e di controlli anche in provincia di Treviso. Di questo si è discusso nella mattinata di oggi, come già programmato, in prefettura Treviso nel corso di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Maria Rosaria Laganà, a cui hanno partecipato anche il sindaco di Treviso Mario Conte ed i vertici provinciali delle forze di polizia e vigili del fuoco. Durante l'incontro sono state tra l'altro opportunamente intensificate le misure di vigilanza presso l'aeroporto Canova di Treviso. Blitz di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, i cantieri della Pedemontana di Spresiano, atto dovuto, dice il prefetto, nel rispetto del protocollo anticorruzione siglato ad agosto. Vediamo. Avviati per la prima volta nella Marca i controlli coordinati dalla Prefettura di Treviso da parte del gruppo interforze di polizia nei cantieri della Pedemontana. Direzione investigativa antimafia, polizia, carabinieri e ispettorato del lavoro hanno iniziato i controlli a Spresiano, come testimoniano le immagini, mentre sempre in mattinata la Guardia di Finanza si è recata nella sede amministrativa della SPV di Vicenza per acquisire i documenti da esaminare. Azioni di monitoraggio e controllo previste dal protocollo anticorruzione Salvini-Zaia dello scorso agosto. Un atto dovuto per visualizzare la situazione nei cantieri, acquisire i dati riguardo i contratti di lavoro e il rispetto delle norme. In questo ambito sono operativi presso le prefetture di Treviso e Vicenza 2 tavoli di regia per la valutazione delle eventuali problematiche che dovessero emergere. Si tratta di un'attività prevista dal codice antimafia, quindi doverosa, ovviamente quindi un'attività che si fa all'improvviso, si fa quindi in questo gruppo interforze, ecco perché questo dispiegamento di uomini che può aver fatto pensare a qualcosa di patologico, in realtà è una normale attività di accesso ai controlli. L'investimento totale per la realizzazione della tanto attesa Pedemontana nella nostra regione è pari a 2 miliardi 258 milioni, cifra già impiegata per oltre la metà, con un ritmo di produzione e lavori pari a 30 milioni di euro al mese. Al momento, secondo indiscrezioni, non sarebbero emerse anomalie, ma i risultati ufficiali dei controlli saranno consegnati al prefetto entro un mese. La Pedemontana, come sapete, è un'opera importante, è stato fatto anche un protocollo di legalità e quindi un'attività che è finalizzata a verificare che all'interno del cantiere tutto vada come deve andare. Ancora cronaca, gruppetto di minorenni nei guai, sarebbero loro i responsabili dei 2 incendi all'ex Chiari e Forti di Silea alla fine di ottobre. Sentiamo. Sarebbero 5 ragazzini, 2 dei quali appena tredicenni, responsabili dei 2 principi di incendio che si sono verificati tra il 26 e il 30 ottobre scorsi all'ex Chiari e Forti di Silea. A individuarli dopo una breve indagine i carabinieri, che hanno denunciato a piede libero i 5 minori con l'accusa di incendio doloso in concorso. Oltre ai 2 tredicenni ci sono un 14enne, un 16enne e un 17enne, quest'ultimo nato e residente a Roma, mentre gli altri vivono tra Silea e Treviso. A fine ottobre, secondo i carabinieri, avrebbero appiccato il fuoco all'ex archivio dell'azienda in via Macello a Silea, da tempo dismesso, bruciando carta e materiale plastico. Il fumo, visibile fin dalla Treviso Mare, era stato notato da diversi automobilisti di passaggio. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco. Di fatto sarebbe stata una ragazzata che ai 5 minorenni rischia però di costare cara.
Potrebbe appartenere all'imprenditore di Fara di Soligo scomparso lo scorso 27 novembre, il 55enne Mauro Tomietto. Il corpo, ripescato poco prima di mezzogiorno nel Piave, nei pressi della centrale elettrica di Nervesa della Battaglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri di Montebelluna. Dato l'avanzato stato di decomposizione del cadavere, sarà necessario effettuare autopsia ed esami di laboratorio per accertare l'esatta identità della persona. E torniamo ora a parlare di furti, andando questa volta a Pieve di Soligo, dove nelle ultime settimane si è verificata una raffica di colpi. Ladri scatenati a Pieve di Soligo. Da giorni diverse zone del centro del quartiere del Piave sono battute dai malviventi e tra le vittime ce n'è stata anche una illustre, l'assessore all'urbanistica Giuseppe Negri. La sua abitazione di via Schirati domenica è stata svaligiata, bottino circa 10.000 euro. Nella stessa giornata altri colpi sono stati denunciati da residenti di via Refrontolo e via Rivette, dove i ladri hanno colpito a raffica casa dopo casa. E tutto dopo che nei giorni precedenti erano state passate al setaccio anche la scuola elementare Zanzotto, il collegio Balbi Valiere, una palestra, facendo man bassa di computer, soldi e biciclette. Prima ancora era toccato a Università degli Adulti e Canonica. Episodi in serie su cui indagano i carabinieri, che stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Pieve, come altre zone della provincia, alle prese con un problema, quello dei furti tra i più sentiti dai cittadini. Quando la gente è a lavoro passano per le case o ci aspettano, non so. Mi sembra che fino adesso siano passati di tarda sera, neanche tardo, verso le 5-6 di sera, quindi non so come possono fare a prenderli. Io arrivo da una città grande come Torino, quindi furti, rapine di tutti i generi l'ho sempre sentite. Certo che pensare che un paesino così piccolo venga preso di mira è un po' triste, ecco. No, spero che le forze dell'ordine regolano tutto quanto, diciamo, o chi veda dica qualcosa. Aveva installato nelle campagne di Oderzo un grande impianto per la cattura degli uccelli con reti lunghe oltre 50 metri e deteneva illegalmente una quarantina di uccellini chiusi in gabbie, appartenenti sia a specie protette che cacciabili. Bracconiere denunciato dalla polizia provinciale. Tutto il materiale per l'attività di bracconaggio è stato sequestrato. Domenica il referendum per la fusione dei comuni nella nostra provincia, in provincia di Treviso, interessati Paderno e Crespano del Grappa. Con un voto favorevole a questa fusione noi garantiremo per i nostri figli e i nostri nipoti il futuro dei servizi ottimali che potranno sicuramente migliorare. Questo è il mio messaggio, il mio appello, il mio invito alle persone, di non avere paura di andare verso una fusione. Non è un salto nel buio, è una certezza. Non ha dubbi il sindaco di Paderno del Grappa Giovanni Bertoni, che attraverso il nostro microfono si rivolge direttamente ai suoi cittadini in vista dell'ormai prossimo referendum del 16 dicembre. Domenica saranno infatti chiamati alle urne anche i residenti dei due comuni della Pedemontana Trevigiana, Paderno e Crespano, per esprimersi in merito alla fusione da cui dovrebbe sorgere Pieve del Grappa. Un voto molto importante, precisa la sindaca di Crespano, Annalisa Rampin, perché dice saranno tanti i vantaggi che arriveranno alle comunità. Al proposito, nei due comuni è stato avviato un sondaggio telefonico per tastare il polso della gente. Una larga maggioranza si è detta comunque orientata per il sì, perché capisce che questo può essere una grande opportunità per il nostro territorio. Vogliamo sottolinearlo ancora una volta che non verrà tolto nulla ai singoli paesi. Assolutamente, anzi con i 10 milioni che arriveranno di trasferimenti in più al nostro territorio per i prossimi 10 anni è chiaro che possono essere utilizzati per creare tutta una serie di leve, una serie di investimenti da qui al futuro per poter garantire alle giovani coppie di poter restare qui, ai nostri figli, alle nostre attività, comunque di avere degli incentivi, degli sgravi fiscali, studieremo il modo. E parlando proprio di sgravi fiscali, voglio anche mandare un messaggio ai cittadini dicendo che se passerà il sì alla fusione, già dal prossimo anno tutte le aliquote dell'IMU e della Tasi andranno portate al valore più basso di uno dei due comuni. Linea alla regia ora per la pubblicità. A tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso del TG di Antenna 3. Andiamo ora a Conegliano, dove in via Zamboni è stato inaugurato il primo gattile stabile della marca e nei murales all'esterno i disegni di una ragazzina speciale che tanto amava i gatti. Da Vinci, il genio, lui è Martino, è il gatto serafico, la gattona più buona del mondo, Tinny, una perfetta compagna proprio di divano. Eccoli nella loro nuova casa, sono gli inquilini del gattile di Conegliano, la prima struttura del genere in provincia di Treviso, aperta da pochi giorni e gestita dai volontari dell'ENPA, dopo un lungo peregrinare alla ricerca di un tetto stabile. Un rifugio particolare che ha voluto stabilire un legame speciale con la giovane Linda Santa, stroncata appena quindicenne dalla leucemia, 2 mesi fa. Linda ha sempre amato gli animali in un modo quasi incontrollabile, faceva parte della sua natura, del suo modo di essere e li ha sempre disegnati, ha sempre fatto quelli che lei chiamava lavoretti fin da piccola, con pongo, con qualunque cosa. E così i gatti di Linda, quella Linda regina dei lupi e dei draghi, come la chiamavano affettuosamente i compagni di classe, i gatti che lei amava e disegnava con una passione gratuita, incontenibile e contagiosa, sono stati riprodotti su questi murales all'ingresso del gattile. In questo gattile io vedo buona parte di mia figlia, non tutta perché era troppo grande, e soprattutto vedo quel suo modo di essere che vorrei diventasse contagioso, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti, perché tante volte noi adulti abbiamo paura di lasciare che i bambini entrino in contatto con gli animali, ma non è così, arriva solo del bene. Mia figlia stava male, stava malissimo, ma a casa ha sempre dormito abbracciata alla sua gatta, dal primo all'ultimo giorno, e per lei tornare a casa dall'ospedale voleva dire coccola nel lettone con i suoi gatti nel suo mondo. Un mondo che sopravvive e continua ad esercitare il suo positivo contagio, con donazioni e sostegno ai volontari del gattile. I gatti di Linda sono i gatti di una bimba coraggiosa che nella malattia ha sempre avuto beneficio quando pensava ai propri animali, quando mi mandava le foto, quando era in una situazione dove pensava ancora agli altri invece che magari concentrarsi su se stessa. I gatti di Linda e Linda è qui con Valentina, che conosce da tantissimo tempo, e so che continueranno a lavorare insieme. Andiamo a Motta di Livenza, ora dove è stata aperta la nuova palestra riabilitativa Stella Polare all'interno dell'ospedale. Oltre 150 metri quadrati di superficie con nuove attrezzature di ultima generazione per la riabilitazione, biciclette, tappirulane e vogatori a disposizione dei pazienti. È la nuova palestra Stella Polare dell'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, riservata ai malati ricoverati in seguito ad eventi cardiovascolari. La palestra è stata inaugurata oggi nella sua prima uscita pubblica dal neo sottosegretario al Ministero della Salute Luca Coletto. Sì, è stata realizzata in appena 3 settimane, nell'estate scorsa, è stata un'opera rapidissima che è riuscita a portare avanti quello che è un obiettivo importantissimo, cioè aumentare i posti di riabilitazione cardiologica in tempi strettissimi, quindi rendere un servizio, rendere un livello essenziale di assistenza nell'ambito della riabilitazione sempre più necessario. L'investimento è stato di oltre 130.000 euro solo per le opere edili e complementari. Al taglio del nastro, oltre al sottosegretario Coletto, erano presenti il sindaco di Motta di Livenza, il direttore generale dell'ASL 2 Marca Trevigiana, accolti dal presidente Oras Paolo Pauletto. L'utilità di questa palestra, allora chi ne farà uso? Bisogna considerare che in Oras affluiscono pazienti non solo dal Trevigiano ma da tutto il Veneto. Sono pazienti che spesso sono stati operati a cuore aperto e in terza e quarta giornata afferiscono a questa struttura per iniziare la riabilitazione precoce. L'anno scorso l'ospedale di Motta ha registrato 3.400 ricoveri, di questi 700 circa sono conseguenti ad eventi cardiovascolari come sindrome coronarica acuta, scompenso cardiaco, interventi vari di cardiochirurgia e di trapianto. I pazienti in palestra sono seguiti da 5 medici, uno psicologo, un dietista, un fisioterapista, oltre che da 14 infermieri e 2 operatori sociosanitari. Ed ora per la nostra rubrica dedicata ai presepi andiamo a Porto Buffolè.
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. Da sempre mi è piaciuto fare il presepe, da quando ero piccolo, insomma. Nei primi anni, quando avevo 5-6 anni, mi aiutava il papà oppure la mamma, insomma, a mettere un po' giù le statuine, ma poi negli ultimi 3-4 anni ho cercato di far da solo, sempre con più idee. Quest'anno questo presepe è con delle case fatte di cartone. Naturalmente il cartone è ricoperto con la colla della semplice carta di cucina per fare il grezzo dei muri di una volta. E poi c'è questa signora che dà il pane alla gente del villaggio, che c'è il fuoco per cuocere il pane, e poi qui c'è il laghetto. È stato realizzato con un tubo elettrico, di cui dopo abbiamo fatto una struttura in legno. Auguri a tutti i telespettatori, e anche da parte mia e anche dai cittadini di Porto Buffolè. Buon Natale! Hang your nose down, Rudy. Tra poco torna a 20:10 con Don Giovanni Brusegan, si parlerà di presepe e di crocifissi. Vi lascio ora alle previsioni del tempo. Ci attendono delle giornate molto fredde perché è allerta neve e gelate a partire dalle 8 di domani fino alle 10 di sabato 15 dicembre. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Il meteo. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Il ciclone di Santa Lucia porta maltempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il tempo risulterà spiccatamente instabile su tutti i settori. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata avremo infatti piogge piuttosto diffuse ovunque. Qualche pausa più soleggiata solamente sul Veronese. Locali nevicate sui settori alpini anche a bassa quota. Temperature fredde e in calo, minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 1 e 4 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Molto nuvoloso ma più asciutto al mattino, col passare delle ore deciso peggioramento un po' ovunque, con precipitazioni diffuse e localmente anche di moderata intensità e con pioggia mista a neve in pianura. Temperature in diminuzione con minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 3 e 4 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà instabile anche sulla nostra regione, con il cielo che risulterà molto nuvoloso e spesso coperto, con precipitazioni anche nevose sui settori meridionali, qualche pausa più asciutta invece sui settori di confine. Temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 5 e 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.